Silea, tragica carambola dell'auto con a bordo 2 ragazzi, a perdere la vita un 27enne residente a Roncade, grave l'amica di 22 che viaggiava al suo fianco. Crack Nordis Service, Compiano condannato a 6 anni e 6 mesi per bancarotta fraudolenta e reati fiscali. Il suo difensore ha già annunciato l'intenzione di presentare ricorso. Il Veneto ha esaurito le scorte di vaccino anti-Covid, in arrivo nuove dosi per continuare con le somministrazioni nelle case di riposo. Da febbraio la fase 2, destinatari gli ultra ottantenni. Il dolore della figlia di Michele Biral, morto pochi giorni fa in ospedale. Alla famiglia consegnati gli effetti personali dell'uomo all'interno di sacchi neri. Con il Covid si perde tutto, le parole della donna. Rispetto delle misure anti-Covid, odio social contro Casugana per i ripetuti controlli. Il sindaco Conte interviene con un video: ora basta, stiamo tutelando la salute dei cittadini. Verrà firmata nelle prossime ore l'autorizzazione alla cessione della Stefanel a OVS, SPA del gruppo Coin. Fuori dall'accordo la storica sede di Ponte di Piave. Flash mob davanti alla MOM, protesta del coordinamento degli studenti medi per chiedere un adeguato piano dei trasporti. Immediata la risposta del presidente Colladonna. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali, che si apre con la cronaca e con la tragedia che si è consumata a Canton di Silea all'alba di oggi. Un'auto si è schiantata contro il muretto, nell'impatto col palo della luce è stata sbalzata al di là della carreggiata e capovolta. A perdere la vita un 27enne residente a Roncade, grave la ragazza che viaggiava insieme a lui. Tragico incidente all'alba in via Belvedere a Canton di Silea, vicino all'ex Barchessa, dove ha perso la vita Salvatore Aprile, 27enne, nato in Puglia e residente a Roncade. A bordo dell'auto, una mini gialla con targa svizzera, viaggiava con lui una 22enne di origini svizzere ricoverata in gravi condizioni al Cafoncello. Tutto è successo intorno alle 4:30, complice il buio e la nebbia. L'auto, che si dirigeva da Casale sul Sile verso Roncade, è uscita fuori strada nella curva ad ampio raggio, impattando violentemente contro il muretto di un'abitazione, schiantandosi contro il palo dell'alta tensione che ha fatto sbalzare la macchina dall'altro lato della strada, capovolgendola. Di lì il boato tremendo su uno svincolo non nuovo, quello al confine con Casale, lungo la provinciale 64, ad incidenti mortali, al punto da essere stato in passato etichettato come muretta assassina. Verso le 4:30 ho sentito un botto terrificante e anche un grande lampo, perché è stato colpito quel palo della luce e la muretta ha fatto protezione, lì è stata divelta la muretta e delle pietre sono arrivate fin sotto il muro. Per fortuna io dico c'era un muro, perché l'ultimo incidente che è successo si è parlato di muretta assassina, questa muretta, e lì c'è il guardrail sul quale si appoggiano quando perdono il controllo. Poi quando finisce il guardrail le macchine tendono a venire dentro la casa. Poi questa è stata praticamente capotata dall'impatto. È stato un impatto tremendo. Ad intervenire il personale del SUAM, i vigili del fuoco, la polizia stradale impegnata a ricostruire le dinamiche della tragedia, i carabinieri a far defluire il traffico rallentato fino alle 8:30. Roncade si stringe nel cordoglio della famiglia con cui Salvatore, impiegato in diverse esperienze da barista, viveva dopo essere rientrato dalla Francia. Tutta la vicinanza alla famiglia, ripeto, è sempre una tragedia quando muore una persona in giovanissima età, lo è ancora di più, è veramente un dramma e credo che non si possa altro da genitori che essere vicini a quei genitori che stanno soffrendo. E sulla morte di Antonio Antoniazio, operaio 56enne di San Pietro di Feletto, investito e ucciso ieri nel tardo pomeriggio in via Lourdes a Conegliano, la procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico della ragazza che era alla guida dell'auto che ha travolto l'uomo mentre era diretta a Conegliano. Il test tossicologico e alcol test ai quali è stata sottoposta la giovane alla guida della vettura sono risultati negativi. Intanto i residenti riportano alla luce il problema della sicurezza stradale sulla via, già teatro di altri incidenti. E adesso il crack della Nordis Service, Compiano condannato a 6 anni e 6 mesi per bancarotta fraudolenta e per reati fiscali. Il legale Piero Barolo ha già annunciato l'intenzione di presentare ricorso.
È arrivata questa mattina la sentenza di uno dei casi giudiziari più intricati degli ultimi anni, il crack della Nordis Service. Luigi Compiano, ex patron del colosso della sicurezza e della vigilanza privata, è stato condannato per bancarotta fraudolenta e reati fiscali a 6 anni e 6 mesi di reclusione. Non solo, ma gli sono stati confiscati tutti i beni immobili ed immobili per un valore di 3.600.000 euro e l'equivalente provvisionale dell'ammontare sottratto alle società, 36 milioni di euro, oltre a numerosi risarcimenti nei confronti delle banche coinvolte. Ed ancora è stato interdetto a vita dai pubblici uffici, soddisfatto il PM Massimo De Bortoli, mentre l'avvocato difensore Piero Barolo, che non ha commentato la sentenza, ha però già annunciato di voler ricorrere in appello. La vicenda, ormai nota, riguarda la NES, dichiarata fallita dal Tribunale di Treviso nel 2013 con un buco di 124 milioni di euro. Compiano era accusato di aver sottratto 36 milioni di euro dal caveau in cui era conservato il denaro liquido dei clienti, banche, supermercati, imprese e negozi, per acquistare i modelli di lusso di barche, autovetture, moto e biciclette d'epoca. Un vero tesoro che il patron custodiva in alcuni capannoni della NES. È stato ritenuto dai giudici colpevole di bancarotta fraudolenta e non di appropriazione indebita. E adesso l'emergenza coronavirus, il Veneto ha esaurito le scorte di vaccino anti-Covid, in arrivo però già nuove dosi per continuare le somministrazioni al personale sociosanitario e a operatori e ospiti delle RSA, e poi dai primi di febbraio al via con la fase 2. Siamo i primi in Italia. Oggi vi comunico, ho parlato stamattina con il dottor Arcuri, che ringrazio. Oggi noi finiamo tutti i vaccini. Il Veneto ha somministrato tutte le dosi di vaccino anti-Covid finora arrivate, altre 40.950 sono attese entro la giornata per continuare le vaccinazioni a personale sanitario e nelle RSA. Noi consideriamo che il 25 gennaio di averli vaccinati tutti. Dai primi di febbraio in Veneto dovrebbe scattare la fase 2. Noi siamo già alla seconda iniezione a metà gennaio. Il presidente Zaia, in riunione con governo e regioni, ha chiesto che si valuti un benchmark di efficienza, ovvero si stabilisca un limite di magazzino per i vaccini. Tu non puoi continuare a fornire vaccini a chi continua a fare magazzino e non gli inietta, perché sennò togli una possibilità a chi ha bisogno di iniettare. Nelle prossime 2 o 3 settimane dovremmo vedere qualche risultato di tutto questo lavoro sui vaccini, ha sottolineato Zaia, che nell'illustrare il bollettino giornaliero, guardando soprattutto la situazione negli ospedali, ha parlato di qualche segnale positivo. È pur vero che c'è un trend, che lo stiamo vedendo anche nelle curve, da 2 o 3 giorni, stanno aumentando le dimissioni rispetto alle prese in carico. E sembra sia un'inversione di tendenza, sottolineate 10 volte sembra. Noi speriamo diventi una tendenza e non sia solo un dato degli ultimi giorni. E domani nuova riunione del Comitato Tecnico Scientifico, chiamato come ogni venerdì a ridefinire le nuove fasce di rischio dopo aver analizzato i dati regionali a partire dall'R-Conti. Gira attorno all'1, meno 0,2, più 0,2, cioè adesso non sappiamo ancora con esattezza, di certo non abbiamo R-Conti alti. Se qualcuno si aspetta un R-Conti del Veneto 1,10, 1,15, non c'è, non ci sarà. Se volete un'impressione proprio estrema, vedo improbabile che ci sia una zona rossa per i dati che abbiamo. E intanto le regioni sono al lavoro per introdurre un altro parametro di valutazione. L'incidenza dei positivi su 100.000 abitanti. Ho la certezza matematica che verrà preso in considerazione quantomeno non da questo bollettino ma dal prossimo. Controlli sui passanti in giro per la città di Treviso, ma anche sulle targhe stradali, così la polizia locale monitora eventuali violazioni della quarantena. Il timore che ci siano persone che escano dalla quarantena sicuramente c'è. Noi ci rechiamo presso le abitazioni delle persone e controlliamo che le persone siano effettivamente a casa. Verifiche a campione a domicilio, ma anche stradali da parte della Polizia Locale di Treviso per intercettare eventuali violazioni della quarantena. Il rischio che soggetti positivi al virus non rimangano isolati in casa ma escano, rischiando di contagiare altri, come balenato negli ultimi giorni anche dal presidente della Regione Zaia, ha fatto attivare i vigili di
diverse modalità di controllo. Attraverso le liste che ci vengono naturalmente consegnate dall'ASL, noi verifichiamo che le persone che vengono controllate in strada, sia nei controlli stradali che nei controlli serali contro i furti, siano persone non all'interno di questo elenco. Naturalmente, oltre a questi controlli, incrociamo anche i dati delle telecamere di videosorveglianza con i lettori targhe, in modo tale che le targhe dei veicoli delle persone che dovrebbero stare a casa non debbano circolare. Ad oggi la polizia locale non ha sorpreso nessun trevigiano a violare la quarantena e conta che i controlli battenti continuino a essere un deterrente. Un'attività che prosegue più in generale per far rispettare la normativa anti-Covid. In questi giorni le persone hanno ottemperato all'obbligo di rimanere a casa, abbiamo effettuato naturalmente molti controlli, soprattutto dei pedoni in centro, però tutti si stavano spostando per i motivi previsti dalla legge, soprattutto per fare la spesa alimentare. E su questi controlli per il mantenimento delle regole anticontagio predisposti dal Comune di Treviso si è scatenata la reazione degli odiatori seriali sul web, ai quali il sindaco Mario Conte ha deciso di rispondere così. Stufo degli attacchi continui, il sindaco Mario Conte ha deciso di usare la stessa arma in mano agli odiatori. Così ha preso cellulare e cavalletto per rispondere via Facebook ai detrattori del suo operato. Vergognarsi oggi, per esempio, perché abbiamo comunicato che con la polizia locale stiamo tenendo monitorati e controllati tutti quei cittadini che sono obbligati alla quarantena. Vergognarsi perché oggi abbiamo comunicato che come strumento di controllo utilizziamo anche il Targa System, un sistema di monitoraggio che non utilizziamo solo per la pandemia, lo utilizziamo quotidianamente su tutte le strade, un sistema che mi viene costantemente richiesto dai cittadini, ma che quando usiamo poi in realtà veniamo accusati di essere esagerati, uno stato di polizia che non va bene. Con certamente altro stile, sicuramente altre parole, ma con lo stesso concetto. Odiatori del sindaco, prima di giudicare gli altri, guardate il vostro operato. Basta invitare le persone a vergognarsi, qui non c'è nulla da vergognarsi. Quindi, prima di scrivere un commento contro qualcuno in Facebook, cerchiamo di capire se ognuno di noi sta facendo il massimo per garantire e tutelare la salute delle persone che ci stanno vicine. Questo è il consiglio che vi do. Il Covid porta via tutto. Sono le parole di dolore di una figlia, ma anche una riflessione più ampia su quanto il virus impedisca anche l'ultimo saluto e lasci con l'amarezza del taglio netto. Un mese fa ho portato mio papà, che era una persona, e adesso dopo un mese mi sono ritrovata con 3 sacchi. Ho detto, con questo Covid si perde tutto, ho detto, si perde proprio tutto. E quindi mi sono sentita disarmata. Porta la sua esperienza con le lacrime agli occhi. Ha perso il papà Michele, 88enne, qualche giorno fa, dopo un'epopea partita ai primi di dicembre in cui era stato ricoverato per uno scompenso cardiaco. Poi la positività al Covid e il fisico debilitato dell'uomo, anziano e affetto da altre patologie, non ha retto. Nel momento in cui è andata a ritirare gli effetti personali di suo padre, avvolti in sacchi della spazzatura neri, il crollo emotivo di chi oggi racconta quanto questo virus abbia cancellato anche la possibilità dell'ultimo saluto, che pure c'è stato con le dovute precauzioni. Non la porti più a casa, però in una normale situazione si ha la possibilità di stare vicino, di poterla vedere anche di salutarla una volta morta, anche nella fase del funerale. Con il Covid questo purtroppo non c'è permesso e quindi ti rimane proprio un taglio netto di una cosa che si è spezzata. Un taglio netto che anche dall'ospedale tentano di ridurre al minimo. Noi raccomandiamo a tutti che ci sia il contatto quotidiano del medico curante con i familiari. Ecco, e poi raccomandiamo anche di utilizzare, appunto, fortunatamente la tecnologia lo consente, la tecnologia, quindi fare le videochiamate, eccetera. Ovviamente questo si può fare. E per quanto riguarda la scelta di sacchi neri, gli indumenti del defunto erano stati messi in ordine, ben piegati, ben messi in ordine, e poi per motivi igienici sono stati messi, perché non possono essere consegnati così, sono stati messi dentro un sacchetto impermeabile, quindi un sacchetto di plastica. La scelta del sacco nero è stata una scelta assolutamente infelice.
Una notizia di economia: Stefanel è ufficialmente uno dei marchi di OVS, la catena di negozi di moda del gruppo Coin. Ne dà notizia la Regione del Veneto, presente al tavolo ministeriale che ha valutato positivamente la proposta del gruppo aggiudicatario dell'asta. Nel piano è previsto il mantenimento di 23 punti sui 27 presenti e l'assorbimento di 94 dei 136 lavoratori attualmente impiegati. Chiusi i negozi di Milano e Verona e soprattutto non verrà rilevata la sede storica di Ponte di Piave, che rimarrà in capo all'amministrazione straordinaria. Flash mob davanti alla sede di MOM. Il coordinamento degli studenti medi è sceso in strada per chiedere il rientro a scuola e un piano di trasporti pubblici che sia in grado di sostenere la riapertura degli istituti. Immediata la risposta della stessa MOM. Manifestazione davanti alla MOM, a scendere in piazza con un flash mob il coordinamento degli studenti medi. Abbiamo scelto oggi perché questa mattina in altre regioni i ragazzi delle superiori sono tornati in classe. In Veneto la riapertura dovrebbe scattare il 1° febbraio. Abbiamo pensato che fosse una data simbolica in cui agire e mobilitarci. Uno striscione ed un megafono. I ragazzi hanno chiesto un piano di trasporti pubblici in grado di sostenere le riaperture degli istituti. La risposta del presidente MOM: il piano studiato era già stato predisposto. Per quanto riguarda MOM, a regime noi avevamo previsto il potenziamento di 120 autobus che andavano a completare il parco di oltre 400 autobus che è in dotazione a MOM. Non solo, ma sono state fatte anche delle assunzioni per quanto riguarda il personale di controllo per evitare gli assembramenti. Oltre ai nostri 37 che sono dei movieri che sono sparsi sul territorio provinciale, avevamo anche 20 persone assunte dall'esterno perché aiutassero in questo periodo i ragazzi a una salita sugli autobus che fosse molto regolata. Studenti che hanno voluto comunque far sentire la loro voce. Siamo qui per dire che dopo appunto totali mesi di incertezza in cui studenti, studentesse, ma anche insegnanti e genitori non sanno bene come muoversi in questa situazione, sono completamente lasciati a se stessi. La didattica a distanza non può assolutamente sostituire la didattica in presenza. Ovvio che il vero rischio è che poi questi sistemi emergenziali diventano parti integranti di tutto il sistema educativo, ma abbiamo visto come il peso della didattica a distanza vada a gravare molto di più psicologicamente e anche organizzativamente sulla vita degli studenti. Vogliamo rientrare, vogliamo tornare in classe, ma vogliamo tornare in maniera sicura. Siamo stufi di essere trattati come burattini, siamo stufi di sentirci dire sì, tornerete a scuola e qualche giorno prima del rientro rimanere di nuovo a casa. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta. Anche sabato prossimo, nonostante la zona arancione, il mercato settimanale di Treviso sarà composto solo di bancarelle con generi alimentari. Una scelta del sindaco Mario Conte che gli altri ambulanti chiedono con qualche timore di cambiare. Sabato prossimo, in teoria essendo zona arancione, dovrebbero essere aperte tutte le attività commerciali, alimentari e non. Il sindaco ci ha mandato un'ordinanza dicendoci che sabato non si fa mercato, lo fa solo il settore alimentari, danneggiando ulteriormente ancora e quelli che non fanno parte del settore alimentare. Protestano gli ambulanti del mercato settimanale di Treviso. Protestano con il timore di essere riconosciuti e chiedono al sindaco Mario Conte di rivedere la decisione per sabato prossimo. Una decisione che rischia però di ripetersi ancora a lungo. Perché il negozio sì e il mercato no. Anche perché, onestamente parlando, non c'è mai stata una pubblicità positiva nei confronti di chi fa mercato e all'aperto, dove che dicono che se sei fuori hai meno possibilità di contagiarti. Noi ci troviamo in situazioni davvero drastiche, abbiamo figli piccoli da mantenere, tasse da pagare, abbiamo plateatici, abbiamo tutto quello che riguarda il nostro lavoro, le strutture che abbiamo speso soldi, i nostri clienti li stiamo piano piano perdendo tutti, perché inevitabilmente una persona se una persona serve qualcosa va sui centri commerciali dove è tutto aperto. Per questo la doccia fredda, arrivata con una mail a pochi giorni dalla riapertura, brucia ancora di più e fa dire agli ambulanti: le nostre licenze probabilmente non valgono come quelle dei negozi fissi, tutto lì, o creiamo disagio a qualcuno.
Si svolgeranno lunedì alle 10:45 nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice a Treviso i funerali di Renato Tasca, morto lunedì a causa del Covid, aveva 84 anni. Renato Tasca era molto conosciuto a Treviso, dove per 40 anni nel quartiere di Sant'Antonino aveva gestito insieme all'amata moglie Daniela l'omonima pasticceria, dove aveva sfornato dolci e pastine apprezzate da tutti, anche dall'amico Enzo Biagi. Ma Renato Tasca non si è solo dedicato all'arte dei dolci, che aveva imparato a conoscere appena 10 anni nella pasticceria Bernardi, ma amava anche un altro tipo di arte, la pittura e la scultura, passione che condivideva con grandi artisti, suoi amici come Simon Benetton o Gianni Ambrogio. È stato protagonista di molti importanti eventi culturali in città. In un'occasione aveva premiato famosi cantanti come Neck, Fiorella Mannoia e Little Tony, ma anche sportivi come Panatta e Borg. Renato Tasca lascia le figlie Sabrina e Barbara, che lo ricordano per la sua intelligenza, caparbietà e ironia. Pochi mesi fa aveva dovuto dire addio alla moglie Daniela, con cui aveva trascorso 60 anni di vita, una perdita che lo ha segnato nel profondo. Poi è arrivato anche il Covid a minare il suo fisico. Qualche giorno fa il suo cuore ha smesso di battere. Giornata di vaccinazioni alla casa di riposo Belvedere di Crocetta del Montello. Oltre 260 tra ospiti e personale sanitario hanno ricevuto la prima dose di immunizzazione, che sarà ripetuta tra 3 settimane. La prima ad essere vaccinata nonna Elda di 102 anni. Bravissima, fatto tutto, becca un pochino. È la prima vaccinata della casa di riposo di Crocetta del Montello. A nonna Elda Villanova, 102 anni, la prima delle oltre 260 vaccinazioni fatte a tutti gli ospiti e a tutto il personale di Villa Belvedere. Abbiamo qualche operatore che per esenzione sanitaria non può fare il vaccino, tutti gli altri hanno aderito in massa alla campagna vaccinale. Ci vorranno 7 giorni dopo la seconda iniezione per raggiungere l'immunizzazione, quindi tra non meno di un mese si potrà pensare alla casa di riposo libera da coronavirus. E questo dovrebbe essere un richiamo, un incentivo, una spinta a tenere botta, cioè a riuscire a resistere e rimanere all'interno delle regole il più possibile ancora per un po', visto che abbiamo una soluzione tangibile da vicino. Un'immunizzazione strategica anche per il sistema sanitario locale. Ci permette di nuovo di fare degli inserimenti in sicurezza e dunque anche per il nostro territorio essere di valvola da sfogo delle dimissioni ospedaliere. Un programma di vaccinazioni che già da domani proseguirà all'esterno della struttura. Quella organizzazione è over 80 anni, poi gli over 60 e con fine dell'anno vaccinare tutta la popolazione. Ma oggi è stato anche il giorno dell'inaugurazione della stanza dell'abbraccio. Dai, forza! Non numeri ma ospiti per un'umanizzazione che viene raccontata così da uno dei tanti figli che in questo tempo hanno visto i genitori solo in videochiamata. Ho incontrato l'operatrice che curava le videochiamate, io non l'avevo riconosciuta. E ho detto, il figlio della Noemi, ecco, dov'è il numero? Non ha mai smesso di funzionare in queste settimane festive il Banco Solidale dei Veneti schiacciati dalla crisi, e per dare gioia a chi vi si reca, Mirella Tuzzato, i volontari hanno allestito un grande presepe. È il momento adesso di aprire la nostra pagina con le notizie da Belluno e provincia.
Passa l'adesione al tampone rapido in farmacia. Il protocollo d'intesa firmato il giorno di Natale tra Federfarma Veneto e la Regione mette in difficoltà le farmacie rurali del territorio bellunese. Impossibile per noi assicurare il servizio, dicono i farmacisti, che spesso lavorano in locali non ampi e con personale limitato. Aggiungere un servizio impegnativo come il tampone da effettuare nel rispetto di tutte le misure di sicurezza e con la successiva sanificazione degli ambienti, se il paziente risultasse positivo, è davvero troppo, riferisce Federfarma Belluno, che ammette l'impossibilità di poter rispettare il protocollo sottoscritto. Già pensando al 2021, il sindaco di Feltre ha presentato il bilancio del comune nel 2020. Pur nell'emergenza causata dalla pandemia è stata espressa soddisfazione per quanto si è comunque riusciti a realizzare. Un 2020 condizionato dal Covid e che ha costretto l'amministrazione comunale di Feltre ad affrontare l'emergenza costituita da nuove povertà causate sia da crisi familiari che aziendali. Una crisi che spinge ad esprimere il desiderio di poter tornare dallo straordinario all'ordinario, ma che, come spiega il sindaco, ha visto l'intero Consiglio Comunale esprimere una propria unità di intenti. Questa situazione ha saputo generare per l'impegno di tutte le parti in campo un fatto nuovo, bello ed importante, che è stato quello della unanimità del Consiglio Comunale, che sotto la presidenza del presidente Sacchetta, con l'impegno fattivo da parte di tutti i gruppi di maggioranza e di opposizione, ha saputo far fronte comune per rispondere a un'emergenza. L'anno passato a Feltre sono stati investiti oltre 6 milioni in lavori pubblici, mentre ve ne sono di ancora in corso per altri 4, senza dimenticare investimenti rivolti a beni culturali come musei e teatro, che con l'auspicata fine della pandemia dovranno essere il volano per la ripartenza dell'economia di tutto il feltrino. Tra le cose fatte anche l'adeguamento di impianti quali il palaghiaccio, il bocciodromo e la pista di atletica, realizzati pensando ad atleti di ogni fascia di età. Complessivamente un anno con tanti problemi, ancora aggravato dalle conseguenze del disastro di Vaia, cui si sono aggiunte quelle della pandemia che ha portato alla cancellazione di ogni manifestazione. Un anno difficile che non impedisce però di guardare avanti, pur nella consapevolezza di un mandato elettorale in scadenza tra pochi mesi. Sarà l'anno, il 2021, di tutte le aperture dei servizi culturali in centro storico, ai quali appunto cercheremo di dare adeguata operatività. E uno dei motivi per cui abbiamo usato il Fondo dei Comuni di Confine è esattamente quello di far vedere nel 2021 tutte le potenzialità che i contenitori culturali di grandissimo pregio e livello che la nostra città ha la fortuna di avere possono offrire per la cittadinanza e non solo per la cittadinanza. L'opposizione di centrodestra all'attacco dell'amministrazione Massaro: manca un quadro d'insieme, dichiarano all'unisono, parlando di una situazione d'agonia che è sotto gli occhi di tutti. Vorrei stigmatizzare il comportamento costante degli spot che non hanno un seguito concreto e poi dell'incoerenza per cui si dice un giorno bianco e il giorno dopo si dice nero. Nessuno sconto dai gruppi di centrodestra che siedono all'opposizione a Palazzo Rosso, che alzano la voce e sollecitano un cambiamento di marcia a favore di una città che langue, a loro dire, di una fatica oramai cronica acutizzata senza dubbio dai problemi causati dalla contingente pandemia, contro i quali però nessuna azione concreta è stata messa in atto per aiutare chi ha bisogno. Non ho visto nell'arco dell'anno 2020 nessuna persona, nessun amministratore, nessun tipo di comunicazione che viene data a Facebook oppure anche addirittura nelle televisioni o nei giornali per capire dove deve andare questa città. Quali sono le politiche di rilancio della città che sta mettendo in atto questo sindaco? Ci apprestiamo ad, voglio essere un po' positivo, ad un ulteriore semestre, perché speriamo che con l'estate qualcosa cambi, di grossissime fatiche. Critiche piovono sui progetti della rigenerazione urbana, su una viabilità priva di progettualità, sul degrado della città più in generale e quello dei cimiteri in particolare. Con questa amministrazione mi sembra di essere nelle sabbie mobili. Questa va avanti con freno privato. Cioè, io faccio l'esempio delle petizioni per Sernova, non se ne è fatta niente, quindi non so se la gente è presa in giro.
Insomma, per l'opposizione una maggioranza che naviga a vista e si nasconde dietro l'alibi del Covid. Rammento che segnalavamo già con le interrogazioni, ma anche con gli ordini del giorno, l'opportunità di intervenire su determinati settori, sul commercio dell'Unese, l'azzeramento della Tari. È arrivata all'ultimo consiglio l'azzeramento della Tari per il 2021, ma per il 2020 ce la siamo incassata come comunità. Ed è un'opposizione convinta di poter portare a casa la vittoria nel 2022, senza alcuna intenzione di disperdere il patrimonio d'esperienza maturato sino ad ora. Se però sarà un centro-destra unito, è ancora presto per dirlo. È tutto per questa edizione, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi, buona serata. Bentrovati al meteo. Una debole circolazione anticiclonica interessa il nostro territorio. La giornata di venerdì 8 gennaio vedrà un tempo tutto sommato stabile. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto sarà asciutto, non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Il cielo si presenterà in prevalenza soleggiato, tuttavia saranno possibili locali addensamenti e nelle ore più fredde non si escludono anche nebbie sparse, a tratti anche fitte. Temperature minime in calo, valori minimi compresi tra lo 0 o di poco sotto praticamente ovunque, vedete valori massimi invece tra i 3 e i 6 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la situazione non cambia. Anche qui l'alta pressione manterrà il tempo buono con tanto sole dappertutto, salvo per qualche foschia in pianura al mattino. Temperature minime tra -1 e 2 gradi, massime sui 6 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui sarà una splendida giornata all'insegna del sole, solo con qualche annuvolamento ma senza ulteriori conseguenze. Clima freddo con temperature minime sotto 0, massime sui 2 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento.